Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione. Buon venerdì 4 aprile. Nella giornata di oggi, nella mattinata di oggi parleremo di cronaca, torneremo a parlare dell'incubo Dazi e poi anche della politica. Siamo alla vigilia del congresso federale della Lega e fra poco andremo a Padova, dove è presente in questa giornata Carlo Calenda, il segretario di Azione, perché stasera c'è il congresso regionale di Azione, insomma anche un soggetto politico, quello di Azione, che è interessante capire cosa sceglierà di fare in chiave regionali. Allora tutti questi temi che affronteremo, poi ovviamente all'una parleremo di sostenibilità con Andrea Ferrazzi. Il tema di oggi è quello della crisi delle città tra consumo di suolo e crisi abitativa, insomma la necessità della rigenerazione urbana e di quant'altro. Subito però la cronaca, perché Conegliano è stata protagonista, diciamo, sotto i riflettori in questa settimana per diverse operazioni antidroga. 2 giorni fa quella imponente dei carabinieri, ce n'è una altrettanto importante della polizia che ha scoperto in un centro scommesse un altro bazar della droga. Allora Cristian Arboit in diretta con noi, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Simone Merlo. Ci troviamo di fronte alla sala slot, al centro scommesse che è stato chiuso dalla Questura di Treviso con un provvedimento ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, chiuso dalla Questora di Treviso Alessandra Simone. Licenza sospesa perché all'interno del locale, come dicevi tu, c'era un vero e proprio market della droga, cocaina ed eroina, tanta cocaina, tanta eroina, e così la polizia amministrativa, il nucleo di polizia amministrativa è arrivato appunto a identificare in particolare 2 soggetti, 2 uomini stranieri di 32 e di 37 anni. Erano loro di fatto che smerciavano la polvere bianca all'interno di questo locale. Per Conegliano non si tratta di una novità, è una settimana particolarmente impegnativa, una settimana anche di risultati. Soltanto l'altro ieri ci trovavamo in via Manina al Civico 188 per commentare l'operazione dei carabinieri che aveva portato al sequestro di centinaia di dosi, anche qui, di eroina e cocaina. Quindi una settimana complicata, una settimana complessa, ma anche una settimana di risultati. Sindaco Fabio Chies, di nuovo buongiorno, ci vediamo anche oggi per commentare un fatto che riguarda la città di Conegliano e che in qualche modo svela una problematica che c'è. Ma assolutamente sì, innanzitutto svela anche un grande controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, perché le problematiche comunque di spaccio ci sono dappertutto, però una cosa è mettere la testa sotto la sabbia e far finta di non vederla, un'altra fare gli interventi che sono stati fatti nelle ultime settimane da forze dell'ordine che, ripeto, presidiano costantemente il territorio, per cui un grande intervento in via Manin pochi giorni fa da parte dei carabinieri e oggi da parte della Polizia di Stato con la chiusura con l'ordinanza del questore di questo locale, all'interno del quale, come dicevi te benissimo, avveniva uno spaccio di droga importante. Senta Sindaco, Conegliano per la sua specificità anche logistica resta un mercato della droga importante non solo sulla piazza trevigiana ma del nord-est in generale, quindi il traffico di droga verso le Dolomiti, verso anche il Friuli Venezia Giulia, insomma è una zona delicata questa, forse ha bisogno di maggiore attenzione. Ma diciamo che l'attenzione gliela stanno dando pienamente, come abbiamo visto con questi risultati, le forze dell'ordine, che ringrazio. La nostra è una città tranquilla, però bisogna ricordare che non possiamo tollerare che ciò avvenga. Ripeto, avviene in tutte le città, ma questo non può darci modo di non intervenire, anzi noi siamo costantemente in contatto con le forze dell'ordine, gli scambi di informazioni sono continui e devo dire grazie anche ai cittadini, perché è anche grazie a loro che possono avvenire questi blitz, per cui ci sono segnalazioni, poi ci sono appostamenti, ci sono indagini che durano molto a lungo, perché poi si vuole capire anche qual è la filiera della droga e non solo colpire l'ultimo tassello, e questo è quello che è stato fatto in questi giorni. Però poi l'altro tema è che questi devono restare dentro. Abbiamo parlato con alcuni residenti, con alcuni commercianti, il nodo è sempre quello.
Assolutamente sì, io penso e spero che anche l'attività giudiziaria sia un'attività importante, lo è sempre stata, noi abbiamo sempre avuto grande fiducia e l'abbiamo ancora nelle istituzioni e sappiamo insomma, che questi otterranno la pena che meritano. Ecco, vediamo il cartello qui, l'attività riaprirà l'11 aprile, quindi parliamo di una licenza sospesa per alcuni giorni e chiaramente poi quando riaprirà questa sala slot sarà sorvegliata speciale. Assolutamente, anche perché il provvedimento di chiusura non è un provvedimento che va contro i titolari dell'attività, ma va contro ciò che avveniva all'interno, per cui non è una punizione per i titolari, ma è un avvertimento che certe cose sul nostro territorio non le tolleriamo, non tolleriamo che si possa avere dei luoghi dove si possa spacciare e dove non si intervenga, per cui ripeto grazie alle forze dell'ordine, ma questo è un bel segnale che viene dato nell'ultima settimana a Conegliano, perché è un segnale, ripeto, di estrema attenzione e anche di estrema professionalità nelle indagini, perché sia in via Manin che qua si è arrivati poi a colpire veramente lo spazio e non solamente l'ultimo tassello, come ho detto prima. Grazie Sindaco Fabio Chies, da piazza 4 novembre Nicola è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Intanto solo ieri 4 giovani denunciati, 3 ventunenni e un 25enne, per aver costituito una rete di spaccio di hashish e marijuana tra Treviso, Roncade e Quarto d'Altino, sono finiti appunto nella rete della squadra mobile, tutti studenti peraltro, quindi da studenti a spacciatori. Adesso, prima di continuare con la cronaca, lo dicevamo, questa mattina Carlo Calenda, il segretario di Azione a Padova, stasera c'è il congresso regionale, occhi puntati anche sulle mosse del partito in Veneto. Chiara Gaiani e Federico Cibotto con il segretario Calenda, buongiorno. Sì, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo Carlo Calenda di essere nostro ospite. Questa sera avrete il congresso regionale in Veneto, un appuntamento importante per definire come vi posizionerete in vista delle prossime regionali. C'è un'apertura alla Lega? No, c'è un'apertura a chi deciderà la direzione, perché noi facciamo sempre decidere i territori. Noi con la Lega in Veneto abbiamo sempre discusso con grande costruttività, al contrario della Lega nazionale. Io penso che Salvini è uno dei politici più drammatici della storia recente dell'Italia, ma invece stimo Zaia, stimo questa Lega qui. Anzi, la cosa che gli dico sul piano nazionale è che bisognerebbe lavorare insieme per costruire un'area di centro moderata nei valori, ma molto pragmatica, che fa accadere le cose, perché in questo paese non accade più niente. Ecco, un dialogo con Zaia sul terzo mandato? Ma secondo me il terzo mandato non ci sarà, appunto. Cioè noi dobbiamo abbandonare questa prospettiva e cercare una prospettiva, lo ripeto, nazionale. Zaia in fondo è un personaggio anche nazionale, non è che è solo veneto, quindi credo che questo bisognerà fare. E quello che ci si prepara purtroppo è drammatico. Questa situazione dei dazi, io ci ho lavorato tanto sul commercio, ho lavorato tanto con le imprese in Veneto, è una situazione difficilissima e richiede persone che di economia ne capiscano, che lavorino insieme, che non passino le giornate a insultarsi tra destra e sinistra senza mai concludere niente. Giorgia Meloni ieri ha detto non è una catastrofe, ma le borse, soprattutto Milano, hanno riaperto malissimo oggi. No, se Trump lascia i dazi è una catastrofe, perché il problema non è solo la diminuzione dell'export verso gli Stati Uniti, ma il fatto per esempio che la Cina, non esportando più negli Stati Uniti, cercherà di invaderci con i suoi prodotti, quindi è una reazione a cascata che va fermata. Ora bisogna dire a Trump due cose: la prima, se non ritiri i dazi noi mettiamo una bella tassa su Amazon e su Twitter e su Meta eccetera sul fatturato del 20%. Se ti vuoi sedere a discutere, allora anche noi sospendiamo questa tassa, discutiamo insieme e cerchiamo di eliminarla. Ecco Nicola, non so se hai altre domande da studio, se no io ringrazierei davvero per la disponibilità. Volevo Calenda, chiedere, forse c'è questa sera. No, forse mi senti? Una domanda. Sì, no, tornando alla politica, sì, l'eventuale proroga delle elezioni regionali a primavera 2026, c'è stata un'apertura di piante dosi qualche giorno fa a Venezia, come la vede lui? Ecco, sulla data delle elezioni, questa proroga e il rinvio a primavera 2026, come la vede? Ma io non avrei problemi, però credo che ci sia della difficoltà
sulle altre elezioni regionali, mi pare di aver capito, ma per quanto ci costa noi non ci porrebbe alcun problema. Allora davvero io ringrazio Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione Federico Cibotto, per la collaborazione tecnica. La linea allo studio. Grazie a Chiara Gagliani, ovviamente grazie anche a Carlo Calenda. Di dazi parliamo fra pochissimo, prima però una storia incredibile che arriva da Spinea con graffette metalliche trovate all'interno di panini al cioccolato acquistati al supermercato. Una mamma e 3 bimbi che finiscono all'ospedale. Dell'episodio sono stati informati ovviamente i carabinieri del NAS. Ho acquistato dei panini al cioccolato in un supermercato di Spinea e li ho portati come merenda per mio figlio, offrendoli anche a 3 amichetti. E dopo poco il bambino è venuto con un pezzo di questi panini sputato e mi diceva che dentro sentiva qualcosa di duro, e io non ci ho fatto caso e gli ho detto rimangiatelo, buttalo via. Lui l'ha rimangiato e ha continuato a giocare con gli amichetti. Dopodiché verso le 18 ho iniziato a lamentare un forte mal di pancia e anche in quell'occasione io sono stata un po' superficiale, se devo dire la verità. Dei panini al cioccolato per la merenda dei bimbi con dentro delle graffette metalliche poteva avere serie conseguenze quanto accaduto a Spinea ad una mamma che ha acquistato la confezione in un supermercato della zona e poi ha servito i panini come merenda pomeridiana al figlio di 5 anni assieme a 2 amichetti. Solo dopo cena, quando anche la mamma ha mangiato un pezzo di panino, l'inquietante scoperta. Ho trovato dentro all'impasto 3 graffette di ferro aperte. Subito sono state avvisate le famiglie degli altri 2 bimbi e dopo ore di angoscia la decisione di andare al pronto soccorso. Questa mattina però eravamo prese dal panico e siamo andate all'ospedale di Mestre all'Angelo, dove prontamente hanno visitato i bambini e mio figlio aveva nelle feci una di queste graffette e hanno fatto degli RX. Nel frattempo la mamma ha avvisato dell'accaduto il supermercato. Al supermercato il direttore mi ha risposto che finché non avesse avuto delle direttive dall'alto non avrebbe ritirato dalla vendita il prodotto. Di qui la segnalazione ai carabinieri del NAS. Io stamattina ho chiamato immediatamente i NAS di Treviso che mi hanno spiegato come muovermi, ho fatto un esposto e hanno iniziato appunto a muoversi. Anche loro mi hanno detto che il direttore del supermercato non si è comportato in modo adeguato. Supermercato che in serata poi ha fatto sapere di aver avviato le verifiche del caso e di aver precauzionalmente tolto dal mercato ovviamente il lotto di panini al cioccolato in tutti i punti vendita. Questa è la vicenda che arriva da Spinea. Fra poco vedremo invece, passeremo a parlare da bambini che trovano graffette di metallo nel panino a bambino che trova una siringa per terra e purtroppo si punge con la siringa, un bimbo di 9 anni, è successo a Vicenza, ne parliamo fra poco. Adesso però torniamo a parlare, come dicevamo, dei dazi, ne ha parlato anche il segretario di Azione Carlo Calenda e dunque la preoccupazione ovviamente a partire dal manifatturiero. Dopo Francia e Germania, quello americano è il terzo mercato di riferimento per l'export a trevigiano, un valore di vendite che nel solo 2024 ha superato il 1.300 milioni di euro, l'8,5% del totale, bevande, sostanzialmente prosecco, macchinari industriali, mobili, articoli sportivi ed elettrodomestici sono gli articoli più richiesti. Da questa fotografia parte ogni ragionamento nel giorno in cui Donald Trump ha fissato dazi mediamente al 20%. C'è molta preoccupazione, abbiamo visto le borse cosa stanno perdendo e quindi veramente preoccupa tutto questo. Ma oltre alla preoccupazione e ai dati che abbiamo, che da giorni se ne discute, dobbiamo pensare a delle proposte e delle alternative di nuovi mercati. Insomma, bisogna già trovare alternative. Lo stesso Pozzo in questi giorni si trova in Sud America per aprire nuove rotte commerciali. A ottobre a Castelbrando ci sarà un summit proprio con i paesi del Centro e Sud America. Ci sono potenzialità tra le nostre imprese manifatturiere che veramente possono dare soddisfazione alle nostre imprese. La fortuna nostra del Veneto è che abbiamo tanti distretti
e non siamo monotematici. In attesa di soluzioni restano i timori dei sindacati, a tremare soprattutto l'automotive, dove i dazi salgono al 25%, nella marca forte è la componentistica. Il nostro problema è quello che la situazione possa aggravarsi in maniera tale da arrivare ovviamente anche a dichiarate situazioni di esubero del personale in determinate aziende, cosa che ad oggi non è ancora ufficiale, e questa notizia di dazi ci preoccupa ulteriormente per gli effetti negativi. Lo spettro è quello di una nuova stagione di delocalizzazioni da scongiurare con ogni mezzo. La FIOM CGIL chiede clausole di salvaguardia. Abbiamo bisogno di politiche che oggi rimettano al centro il lavoro e l'occupazione, partire da un presupposto di quello che è un modello industriale e della capacità, come dire, di non più esternalizzare e di non sostanzialmente esportare attività produttive. Abbiamo bisogno di un vero e proprio continuità del Made in Italy. Automotive ma anche Sport System, che a Montebelluna ha un peso specifico. Nicola Palumbo è consulente di tante realtà del territorio e conosce bene i numeri. Un mercato, quello americano, per noi importante, si parla di 162 milioni di euro di esportazioni, e che chiaramente preoccupa e che chiaramente porta a pensieri negativi su quello che sarà il futuro. Anche qui vanno trovate alternative, dice Palumbo. La stessa svalutazione monetaria potrebbe essere paradossalmente un fattore compensativo. Una svalutazione che ci porterà ad essere più competitivi nelle esportazioni verso altri mercati. Magari proprio quei mercati che oggi sono nel pieno di una battaglia commerciale con gli Stati Uniti e che potrebbero invece cogliere nell'Unione Europea e nel territorio nostro un'opportunità per importazione, per commercio aggiuntivo. Dal manifatturiero all'agricoltura è ovviamente in testa c'è il Prosecco. E fino a qualche giorno fa non sapere se 30, 50 o addirittura 200 ci metteva in un'ansia incredibile. Oggi sappiamo che sono 20. 20 è comunque un dazio importante. Come dice il presidente Mattarella, lo ripeto sempre, i dazi fanno male a tutti. È l'ora di fare i conti tra i filari del Prosecco, dove il cigno nero dei dazi ha volteggiato per settimane. Adesso una percentuale c'è e i produttori alla vigilia del Vinitaly fanno simulazioni. Franco Adami è il presidente del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, arrivato a esportare negli USA circa 3 milioni e 600 mila bottiglie. Al 20% diciamo che potremo aspettarci nei primi periodi un calo che può essere 10-15%, ma questo lo diciamo solo sulla base di una stima sintetica che abbiamo in testa. Calcolare il peso di un dazio, avverte Adami, non è matematica pura, molto dipende dalla filiera distributiva. Di certo qualcosa cambierà per il consumatore americano. Un Conegliano Valdobbiadene allo scaffale, come si suol dire in termine tecnico, per un cliente americano oggi può essere tra i 18 e i 24 dollari, potrebbe andare tra i 21 e i 27. Bisogna a questo punto capire se e quanto di fronte al rincaro il cliente USA sia disposto a rinunciare a un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene. Cosa bevo al posto di Conegliano Valdobbiadene? Cosa bevo, per dirla alla grande, al posto di un Prosecco? Abbiamo delle caratteristiche nei vini che non sono imitabili. Di nicchia ma comunque di peso anche il mercato delle grappe e dei distillati. Castagnera Vazzola è uno dei nomi più altisonanti. Il mercato statunitense, conferma il patron, incide per il 3%. Siamo preoccupati quindi non tanto perché perdiamo volumi, ma quanto perché alcuni progetti che avevamo avviati nel 2024 proprio per incrementare le vendite, ma anche per lanciare prodotti nuovi che presenteremo a Vinitaly tra qualche giorno, è che questi progetti si sono fermati aspettando chiaramente che Trump ieri sera decidesse cosa fare. Tra i nuovi prodotti anche quelli dealcolati, ma al di là delle strategie aziendali resta una considerazione generale anche sul ruolo dell'Europa. Bisogna dar soldi per spenderli ai dipendenti, agli impiegati, agli operai, perché solo così possiamo uscire. L'Europa deve finire di avere una politica recessiva, penalizzando chiaramente anche le importazioni da altri paesi. Io credo che questo sia il messaggio che ha dato Trump, è fatto in maniera esagerata, forse fatta in una maniera anche non giusta, però dico stiamo attenti che a proteggere troppo i debiti rispetto alla crescita siamo diventati tutti più poveri. E poi la contrapposizione politica questa volta e anche i sindaci preoccupati.
Un colpo duro per il nostro export. Per il presidente del Veneto Luca Zaia i dazi introdotti da Trump colpiscono in modo particolare comparti strategici del Veneto. Serve una risposta concreta e possibilmente coordinata a livello europeo, prosegue Zaia, evitando reazioni impulsive ma agendo con la necessaria fermezza per tutelare lavoro, impresa e competitività. Posizioni diverse sul territorio degli amministratori leghisti che evidentemente non la pensano come il leader del Carroccio Salvini, che ha parlato dei dazi come di un'opportunità per le aziende, auspicando in un trattamento di favore per l'Italia. L'appello che faccio soprattutto a chi ci governa è quello di non andare avanti con le minacce, ma di aprire dei canali istituzionali di dialogo, perché ne va della tenuta dell'economia del nostro territorio. Sono altrettanto convinto che i dazi, se da una parte possono favorire l'economia americana, dall'altra la possono anche danneggiare. Quindi con i dazi perdono tutti. Grande preoccupazione per la tenuta del sistema economico veneto e per le ripercussioni accadute sul tessuto sociale da parte dei primi cittadini, con Forza Italia che ancora una volta prende le distanze dagli alleati del centrodestra. Quando si parla di geopolitica internazionale poi qualcuno pensa che un paese sia differente dall'altro. Noi parliamo di Europa in generale e proprio qui sta il nodo. È inutile che pensiamo ai personalismi quando poi ci accorgiamo che sui massimi sistemi il nostro paese non conta nulla se non conta all'interno di un sistema europeo che purtroppo non è il sistema europeo che vorremmo vedere. Abbiamo per troppi anni latitato da questo punto di vista e oggi i nodi arrivano al pettine. Un'Europa debole che negli scenari internazionali non è in grado di farsi valere. Gli esponenti di Fratelli d'Italia confidano nella Premier e nella diplomazia. Oggi so che c'è anche Giorgia Meloni ha disdetto tutti i suoi impegni per radunare i ministri attinenti a queste attività, insomma, quindi alla parte produttiva Urso, ma anche all'agricoltura Lollobrigida, ad altri, insomma, insieme anche ai viceministri, e quindi sicuramente il governo pone attenzione. Vanno attivate vie diplomatiche, la diplomazia deve essere comunque fondamentale in tutto quello che sta succedendo, perché sicuramente non è semplice. Ovvio che bisognerà poi anche guardare con attenzione anche ad altri mercati. All'attacco il PD con il segretario regionale Martella, che parla di situazione potenzialmente devastante ed accusa la destra di atteggiamento di sudditanza verso Trump. Qualcuno addirittura ha detto, mi riferisco a Salvini, potrebbero essere un'opportunità per le nostre aziende. Non sarà così, si creerà una situazione molto molto complicata per il nostro export e per i lavoratori. La prima cosa che dovrebbero fare questi esponenti politici dovrebbero chiedere scusa alle nostre aziende, cioè dovrebbero dire: guardate, ci siamo sbagliati, fino a qui abbiamo adottato una politica di totale subalternità, vi chiediamo scusa, cerchiamo di recuperare. Chiudiamo la pagina dei dazi, torniamo alla cronaca, lo dicevamo prima, abbiamo parlato delle graffette in metallo trovate nei panini comprati al supermercato con dei bimbi che sono finiti per accertamenti in ospedale, e poi il caso invece di un bimbo di 9 anni che trova per terra una siringa e si punge. Accade a Vicenza, ma non accade in un luogo del degrado, accade in pieno centro storico in città. Daniele Garbin, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo in piazza San Lorenzo, proprio a ridosso, a pochi metri da Corso Palladio. Com'è la signora Patrizia? Sì, buongiorno. E il signor Stefano, che sono i genitori del bambino che è stato protagonista di questo gravissimo fatto di cronaca che è avvenuto proprio in quell'angolo. Ecco, dietro di noi anche alcune mamme che erano presenti proprio quello che adesso ci racconterà la signora Patrizia, perché è un fatto inaudito. L'escalation del degrado della droga, dello spaccio, del consumo è diventato ormai un problema, un grosso problema, anche perché si ripete, le segnalazioni dei cittadini le abbiamo anche fatte con i nostri servizi, ormai diventa quasi la normalità e non si può accettare. E non è la normalità. Noi ieri siamo usciti da scuola per prenderci un gelato con tutto un gruppo di bambini, tra cui alcuni anche dell'infanzia, e ci siamo trovati in questa situazione assurda, cioè i bambini giocavano qui dietro e mentre giocavano hanno trovato un piccolo aghetto, mio figlio pensava che fosse una spilletta e si è bucato la mano. Io oggi vivo in uno stato di ansia, anche gli altri bambini hanno trovato un laccio emostatico, siamo tutti quanti corsi al pronto soccorso, cioè qui c'è un degrado assurdo in questa città. Io voglio chiedere alle istituzioni di fare qualcosa, perché così non possiamo continuare. Oggi è stato mio figlio, ma domani potrebbe esserne anche un altro, non possiamo andare avanti così.
ci dobbiamo ribellare. Ecco, infatti ricordiamo, c'era stato un caso alla scuola materna Fogazzaro, proprio in quel caso bambini nel cortile avevano trovato questa siringa, fortunatamente non l'avevano toccata né si erano feriti, e poco dopo, insomma, davanti un altro tossicodipendente si drogava davanti alla scuola. Ecco, lei, il papà, ieri ha raggiunto il figlio, immagino lo stato d'animo in cui ha raggiunto l'ospedale. E poi siamo tornati qui con la polizia locale e l'AIM per cercare il laccio emostatico e il l'ago, purtroppo non siamo riusciti a trovarli. Ringrazio la polizia locale e l'AIM per l'intervento, così come l'ospedale. Rimane un problema di fondo, di un'interlocuzione che dobbiamo fare con l'amministrazione, perché stiamo abbandonando la città ai disperati. Non possiamo, questa è la nostra città, questi sono i nostri spazi, li rivogliamo indietro. Intanto la ringrazio, le staremo vicini perché comunque questo è un tasto veramente troppo importante da non trascurare. Ecco. E su questo anche Giulia Gennaro dell'Associazione Vera Vicenza, che insomma, appena saputo la notizia, cosa ha saputo? L'hanno contattata, lei si è informata? Sì, questa mattina subito verso le 7 di mattina mi hanno contattato appunto delle mamme, mi hanno raccontato cosa è successo. Tanti degli associati dell'associazione si sono espressi riguardo a questo gravissimo fatto accaduto e hanno avanzato delle richieste anche tramite mail, nella mail della nostra associazione, per iniziare a fare un qualcosa di concreto, ovvero richiedono dei presidi fissi, una maggiore pulizia nelle aree sensibili e a rischio, che il comune già conosce molto bene, e il cercare magari di sensibilizzare anche i bambini sugli eventuali pericoli che potrebbero incontrare nei pressi dei vari edifici anche del centro storico, ma non solo, e quindi chiedono delle azioni da parte dell'amministrazione. Ecco, allora intanto grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin, grazie ovviamente ai tuoi ospiti, davvero una storia incredibile. A proposito di sicurezza, degrado, domenica scade il provvedimento di istituzione della zona rossa in stazione a Padova. Per lunedì è prevista in prefettura la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, in cui si deciderà se prorogarla o eventualmente estenderla dopo 2 mesi di sperimentazione. La zona rossa potrebbe essere estesa anche al periodo pasquale. Il provvedimento, lo ricorderete, aveva diviso l'opinione pubblica della città e non solo la politica. Comitati di residenti si erano detti favorevoli, associazioni del terzo settore e volontariato invece più scettici. Decisione finale che, come detto, spetta al prefetto e lo deciderà lunedì. Tante purtroppo le notizie anche a livello nazionale in questi giorni di femminicidi, la violenza sulle donne che purtroppo non si ferma. A Padova la storia di un 19enne tunisino che perseguitava da mesi la fidanzata di appena 15 anni, arrivando a picchiare lei e la mamma. Picchiato e minacciato in un bar dove, con la mamma aggredita a sua volta, aveva provato a mettere la parola fine su una storia tossica. Ha solo 15 anni, la mamma 35, la ragazza padovana che da mesi era perseguitata e molestata dall'ex, un 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio e responsabile anche di un'aggressione con un coltello a un connazionale. Da mesi il 19enne teneva in scacco la ragazza con minacce, telefonate quotidiane, messaggi continui giorno e notte che lasciavano poco all'immaginazione. Se mi lasci, fai una brutta fine. Lunedì scorso, in un bar di Mortise, lei con la mamma gli aveva spiegato che voleva lasciarlo. La reazione del 19enne era stata immediata, prima una tirata di capelli, poi un pugno alla 15enne, schiaffi e pugni al volto anche alla mamma intervenuta per difenderla. Le donne erano scappate a casa del padre della 15enne, qui il 19enne le aveva raggiunte arrampicandosi su una grondaia per fuggire solo all'arrivo della polizia. Portato in ospedale, la 15enne, i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con 10 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la madre per botte e contusioni. Non domito, il giorno dopo il 19enne si era presentato a casa della nonna, da dove è partita una nuova chiamata al 113. Arrivati nei pressi, gli agenti della volante hanno rintracciato il giovane in flagranza di ferita con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato convalidato. Per il 19enne il questore ha disposto il collocamento presso il centro per il rimpatrio di Milano in attesa dell'allontanamento definitivo dall'Italia. Un altro caso di maltrattamenti nei confronti della compagna, questa volta l'arresto avvenuto nel Veneziano.
Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Venezia per maltrattamenti alla compagna. A denunciare l'accaduto la madre della vittima, preoccupata per le continue violenze subite dalla figlia. L'uomo avrebbe inoltre messo in atto minacce verbali nei confronti della compagna, costretta ad abbandonare l'abitazione. Le indagini hanno accertato una serie di comportamenti dolosi verso la donna. Per questo la procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere del 24enne, portato alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. E poi il femminicidio di Margherita Ceschina a Conegliano. Ieri è stata un'udienza, lo avevamo anticipato, ad alta tensione in tribunale. In aula la deposizione del grande accusatore che cerca di scagionare se stesso e l'ex fidanzata, in mezzo la rabbia degli imputati. Allora rivediamo quanto accaduto ieri a Treviso. Udienza ad alta tensione per l'omicidio di Margherita Ceschina, la 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Aula blindata da agenti di polizia penitenziaria e carabinieri. A parlare Joel Lorenzo, il grande accusatore che ha ribadito dopo i 2 interrogatori la sua verità. Dietro ad un paravento per motivi di sicurezza ha spiegato per filo e per segno il piano del delitto, ruoli degli imputati, orari e sopralluoghi. Joel ha subito chiarito di non aver mai saputo perché Matteo Garcia, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, dovesse entrare nella casa dell'anziana e dice di aver avuto solo l'incarico di portare lì Garcia e controllare che nessuno si avvicinasse alla casa. A Conegliano, a bordo di un furgone guidato dal fratello di Joel, Sergio Lorenzo, sono arrivati tutti e 3. Sergio sarebbe rimasto dentro il veicolo pur essendo l'organizzatore dell'intero piano. Durante la testimonianza proprio il fratello Sergio si è alzato rivolgendosi a Joel e urlando: "Chi ti ha detto queste cose?". Il clima in aula si è acceso tanto da costringere il giudice a far immediatamente allontanare l'imputato dall'aula. I complici sono rimasti in udienza, non potendo però vedere il volto di Joel. Quest'ultimo avrebbe inoltre scagionato la ex fidanzata Candy Rodriguez Maria, relegandola ad un ruolo marginale, avendo la donna inviato alcuni bonifici in Spagna successivi al delitto, ignorando la motivazione dei pagamenti. Ribadito il mandante del delitto, Enzo Lorenzone, ex marito della vittima, che aveva promesso una cifra cospicua ed un'abitazione a 2 piani a Sergio Lorenzo, soldi che non sono mai arrivati, tanto che Matteo Garcia, tornato in Spagna insieme a Joel, faceva pressioni ripetute per ricevere il compenso. A non parlare è il detenuto che, anziché a Lorenzon, ha passato il bigliettino alla polizia penitenziaria del carcere di Treviso. Lui, trasferito al carcere di Padova, oggi in condizioni più restrittive rispetto a prima, ha scelto di non volersi nemmeno identificare, ma le sue dichiarazioni rilasciate i giorni successivi al fatto sono state acquisite, dunque valide nel processo. Al banco dei testimoni anche la donna residente a San Biagio di Callalta, che per un periodo ha avuto rapporti con Enzo Lorenzon. A lei quest'ultimo avrebbe promesso dei soldi per trovare qualcuno che potesse uccidere o mandare in sedia a rotelle o spaventare Margherita Ceschina. Un'udienza a Fiume che ha visto anche la deposizione di un carabiniere del nucleo investigativo che ha illustrato tutti gli elementi, dai video ai tabulati telefonici che collocano i 3 nei pressi della casa della pensionata nel giorno del delitto ed in quelli precedenti. Gli avvocati della difesa degli imputati Fabio Crea e Mauro Serpico hanno intenzione di far parlare Matteo Garcia e Sergio Lorenzo per raccontare la loro versione a fronte di una testimonianza che di fatto li inchioda e conferma l'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato, reato che prevede l'ergastolo. Allora, la prossima udienza il 10 aprile, sentiamo proprio gli avvocati cosa hanno detto. Non pensavo la mia vita prendesse questa piega, spero che Dio mi conceda la forza di affrontare questa situazione. Mi scuso, sono solo alcuni passi della lettera che Joel ha inviato al fratello della vittima, Paolo Ceschin, per chiedere scusa per quanto ha contribuito a far accadere. Gli avvocati Mauro Serpico e Fabio Crea hanno deciso all'ultimo di non far parlare i loro assistiti. Nelle domande che hanno rivolto a Joel Lorenzo lo avrebbero fatto cadere in alcune risposte evasive che secondo la loro versione mette un punto importante nella difesa. La parte più importante è stata sicuramente la testimonianza di Joel, che è stata per alcuni aspetti, riteniamo, fondamentalmente inattendibile, perché ha rappresentato alcune circostanze che effettivamente anche da un punto di vista di ragionevolezza sono incompatibili con la realtà. Dall'altra ha rappresentato delle circostanze invece importanti per l'esclusione di alcuni degli imputati di questo processo, segnatamente la signora Candy e Beltre Guzman. Ritengo sia emerso
senza tema di smentita, che la mia assistita non ha partecipato in alcun modo all'uccisione della signora Tiziana Ceschini. Ma soprattutto che non sapesse? L'unica sua responsabilità, se così vogliamo chiamarla, è stata quella di, diciamo così, aiutare il padre del figlio che portava in grembo in quel periodo a fuggire da una situazione di pericolo. Lo sfogo di Sergio è avvenuto nel momento in cui il fratello Joel è andato a parlare della presunta confessione che gli avrebbe fatto Sergio in ordine al fatto di aver ricevuto il mandato omicidiario da parte di Lorenzon. È questo che ha fatto scattare l'ira di Sergio, perché è una circostanza che il mio cliente ha sempre categoricamente negato. Nella testimonianza ribadita in aula da Joel aggrava la posizione del fratello Sergio quale organizzatore dell'intero piano omicidiario, del mandante Enzo Lorenzon, ex marito di Margherita Ceschin, e dell'esecutore materiale del delitto Matteo Garcia. Prossima udienza fissata per il 10 aprile. Dal delitto di Conegliano al delitto di Trieste, con due casi che riguarderebbero la donna rea confessa dell'omicidio di Via delle Beccherie, che nei mesi scorsi avrebbe avvelenato altre 2 persone per poi rubare loro in casa. C'erano già delle attività di indagine, sebbene in stadio iniziale, nei confronti di Erika Podmenic, la 58enne triestina autrice dell'efferato omicidio ai danni di Isabella Tregnaghi, uccisa in casa propria in Via delle Beccherie. La donna accusata di omicidio volontario sembra fosse già nel mirino della squadra mobile della polizia locale per almeno 2 presunti casi che la vedrebbero protagonista. Il primo episodio risale a febbraio di quest'anno nel rione di Servola. 2 donne si danno appuntamento in un bar. Una delle 2 è già seduta al tavolo con caffè e brioche pronti per essere consumati. L'altra si accomoda, beve il caffè e nota un gusto particolarmente amaro. Passa un po' di tempo e la donna arrivata per seconda, che ricorda molto poco di quanto accaduto dopo aver bevuto la bevanda, si sveglia nella propria auto con le chiavi di casa in mano. Si trova a poca distanza dal luogo dell'incontro con l'altra persona, meno di 1 chilometro dal luogo dell'appuntamento in Via del Pane Bianco. Alla signora partono i sospetti di un avvelenamento a scopo di truffa, così torna a casa e nota la mancanza di alcuni gioielli e altri preziosi. Da immediate analisi mediche la donna scopre di avere nel sangue tracce di triazolam, una benzodiazepina che si utilizza anche per i disturbi del sonno e che può provocare sonnolenza e amnesia. La signora non fa uso di sostanze per dormire né tantomeno a scopi ricreativi, capisce di essere stata raggirata e sporge denuncia alla polizia. Il secondo episodio è piuttosto recente, è il 17 marzo quando una 70enne alla guida della propria Panda gialla viene soccorsa in gravi condizioni per un cappottamento lungo un sentiero nei pressi di Conconello. A trovare il mezzo è stato un ciclista, stupito del ritrovamento del veicolo in una zona dove le auto non transitano. Si è mossa così la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco a estrarre la donna dall'auto, il 118 che giunge sul posto intubando la 70enne, stabilizzandola per poi portarla in codice rosso a Cattinara. La donna è da allora sotto le cure sanitarie, ma della giornata e dell'incidente ricorda molto poco, se non che prima di mettersi in auto aveva incontrato un'altra signora per bere un caffè, servito immediatamente da quest'ultima, che si è presentata con la bevanda pronta in mano. In questo secondo caso a muoversi per far chiarezza sulla dinamica è stata la polizia locale. Di fatto sullo sfondo sembrerebbe esserci sempre la mano della Podmenic con modalità che si sovrappongono, ovvero avvelenamento a scopo di furto. Alla 70enne soccorsa a Conconello pare non siano state trovate tracce della sostanza riscontrata nel caso di Servola. Questo perché per risalire alla benzodiazepina è necessario svolgere degli esami specifici, oltre al fatto che questa sostanza ha un'elevata volatilità e nel giro di poco tempo non è più riscontrabile dalle analisi. C'è un'altra notizia di cronaca prima di andare in pubblicità, con un operaio caduto da un tetto di un capannone, successo a Sona, siamo in provincia di Verona, un'altezza di circa 7 metri. Durante i lavori in un nuovo capannone in corso di allestimento ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Borgo Trento, sul posto SUEM, Carabinieri e Spisal. Soltanto qualche giorno fa, lo ricorderete, il gravissimo incidente sul lavoro con la morte a Trevenzuolo di un 52enne folgorato da un macchinario. Ancora nel veronese questo grave incidente con un operaio caduto da 7 metri in gravi condizioni. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi apriremo una pagina che riguarda invece Venezia, con lo scontro ieri alla seduta del Consiglio Comunale di Venezia
dove il sindaco Brugnaro era chiamato dalle opposizioni a rispondere sulla cosiddetta blacklist, la lista nera. Allora vedremo, ripartiremo proprio dalla seduta movimentata, è il caso di dire, di ieri e dalle prime reazioni. A fra poco. È finito più o meno con queste parole, pronunciate in un'atmosfera infuocata, il Consiglio Comunale di Venezia, nel quale le opposizioni interrogavano il sindaco sulla cosiddetta lista nera. L'aria si fa tesa già prima della seduta, quando una mezza dozzina di persone, capitanate dal presidente di municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, si piazza davanti al pubblico, arrivando da un'entrata diversa da quella degli altri spettatori. Ai cartelli "Mettimi nella lista" e "Trump in Saor", con l'arrivo dei sostenitori del sindaco, si sono uniti i cartelli "Siamo tutti con te Luigi" e "Duri i banchi". La cosiddetta lista nera è un documento sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Palude con nomi di persone che in questi anni avrebbero mancato di rispetto al sindaco. Era contenuta in un formato cartaceo in una cartellina all'interno di un armadio nell'ufficio a me assegnato presso il Politecnico della Carbonifera. Era presente una tabella con le seguenti voci di colonna: cognome e nome, contenuto dell'offesa in sintesi. Al termine dell'intervento di Brugnaro, la giunta e la quindicina di consiglieri di maggioranza presenti di persona si alzano in piedi ad applaudire in una standing ovation di qualche minuto, separati da una ventina di metri dalla folla dei contestatori che ha accolto le parole del sindaco con tutt'altro spirito. Spero che gli elettori se ne ricordino l'anno prossimo quando andremo a votare, visto che in presenza di scandali ripetuti come le spese elettorali, come l'inchiesta Palude, vedremo cosa porterà, e anche questa schedatura di massa che nessun'altra città italiana e nessun paese democratico si è mai vista. La risposta del sindaco è giudicata insufficiente dalle opposizioni. Nell'interrogazione si chiedeva tra l'altro se la giunta comunale abbia deliberato in merito a tale procedura, quali risorse pubbliche siano state impiegate per la raccolta di tali informazioni, se corrisponda al vero che siano stati monitorati anche dipendenti comunali. Il sindaco ha continuato con il suo stile di violenza verbale e di protervia, sostanzialmente ancora continuando a minacciare cause civili a destra e manca con l'evidente intento intimidatorio. Credo che si sia stato fatto tanto rumore per nulla, nel senso che questa famosa lista nera io personalmente non l'ho mai vista, è oggetto di sequestro della Guardia di Finanza, rientra tra una serie di atti di cui mi pare la Cassazione abbia addirittura disposto la distruzione. Sono nella lista nera del sindaco per il sultanato del Brugnei, che è una satira. Ad assistere al dibattito sulla cosiddetta lista nera del sindaco in Consiglio Comunale a Venezia c'è anche chi nella cosiddetta lista nera c'è davvero, come per quanto pubblicato su Facebook il content creator per siti web e campagne di comunicazione Giovanni Veronese. Il sultanato del Brugnei è il piccolo regno del famoso sultano Grebano II. Grebano II è un sultano autocratico che decide tutto da solo e questo corrisponde molto a Venezia. È offensivo o no, secondo? Ma assolutamente, la satira è stata sdoganata da sentenze della Cassazione, è satira. Poco distante conosciamo GP Cremonini, musicista e ristoratore di alto livello. È tornato a Venezia dopo un lungo periodo a Parigi, trovando, ci dice, una città completamente cambiata. Ero molto incuriosito da questa faccenda di sta lista che mi ha impressionato e ero incuriosito di sapere anche cosa voleva dire il sindaco, cioè, ci possono essere delle ottime ragioni, però l'unica buona ragione che mi ha tirato fuori è stato che il problema di quella lista è che è stata scoperta, non che esistesse. Il presidente della municipalità di Chirignago e Zelarino, Francesco Tagliapietra, invece tra il pubblico per sostenere il sindaco. Io non entro nel merito delle interrogazioni, non entro nel merito, io sono qui in qualità di rappresentante della municipalità e rappresentante di ciò che la cittadinanza ci è vicina. Quella di Tagliapietra per una posizione minoritaria rispetto a chi oggi è arrivato a Cafarsetti. Non è normale che una giunta, che un sindaco abbia delle liste di proscrizioni e che all'interno di queste liste di proscrizione ci siano associazioni, cittadini che contrastano democraticamente quello che non è stato fatto. Si guardi le strade in terraferma, a parte qualche lavoro che è stato fatto, sì, ma a Ciderbonina non si cammina, i marciapiedi e qualcuno ha pensato
di investire su altre cose che non sono le priorità ai cittadini. Prima di tutto è la casa e non i boschi. Abbiamo sentito dire praticamente qualsiasi cosa, di ributtare le accuse sulla gente, accusando la cittadinanza che qui di essere quella che minaccia, no? Questo sindaco e questa giunta, e impedisce che possano esprimere quello che hanno da dire. Tra i consiglieri comunali, intanto, mai come ora, maggioranza e opposizione appaiono distanti. Siamo in un clima di vendetta, tremenda vendetta. Quello che dice il sindaco che farà alla fine del suo mandato non è altro che intimidazione di tutti quelli che dissentono dal suo operato. Mia speranza che il clima torni tranquillo anche da parte dell'opposizione, perché scene che abbiamo visto in Consiglio devo dire che sono un po' troppo eccessive, che si torni al confronto normale e si torna a lavorare tranquillamente. E chissà, siamo ritornati in diretta, se il clima ritornerà tranquillo. Di certo di questa situazione si continua a parlare. Tra gli obiettivi degli strali più pesanti di Brugnaro, il consigliere di tutta la città insieme, scusate, Giovanni Andrea Martini, che in queste ore sta ricevendo da diverse parti solidarietà per gli attacchi del sindaco Brugnaro. Lo ha raggiunto per noi Ilaria Marchiori. Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città, insieme all'indomani del consiglio infuocato in cui il sindaco Brugnaro è venuto a dare spiegazioni ormai sulla famosa blacklist, lei si è trovato a subire, diciamo, un'offesa. Innanzitutto, di che cosa si tratta? Non tanto per il suo ruolo politico, ha voluto specificare, quanto per il suo ruolo professionale. Lei è un insegnante. Sì, questa è stata la cosa più antipatica ed è usare un eufemismo, cioè insomma tirare in ballo la mia carriera di insegnante francamente è stato da parte del sindaco veramente scorretto. Cosa le ha detto il sindaco? Sostanzialmente che è una vergogna che io abbia insegnato e che lui non avrebbe mai voluto che i suoi figli fossero miei allievi. Io devo dire che dai miei allievi ho avuto, dopo queste offese, una risposta enorme di grande solidarietà, di grande affetto da parte dei genitori, insomma da parte di tanta gente, quindi insomma io credo che si rivolti contro il sindaco anche questo atteggiamento così arrogante, sprezzante e devo dire poco corretto. Ecco, lei ha voluto anche specificare che non si è sentito toccato da queste considerazioni che il sindaco ha fatto nei suoi confronti, però allo stesso tempo vuole evidenziare come queste parole vadano ascoltate. Perché? Queste parole devono essere ascoltate perché dimostrano chi abbiamo il potere a Venezia, l'arroganza di chi è al potere a Venezia e, nel senso etimologico della parola, l'ignoranza di chi abbiamo il potere a Venezia. E questo è gravissimo perché questa città non merita di essere governata in questo modo, non merita di aver trovato per 9 anni una situazione di questo tipo e ha bisogno di un cambio fondamentale e i programmi noi li abbiamo e le idee buone ce le abbiamo e quindi siamo pronti a sostituire il sindaco. Ieri sono volate parole grosse da una parte ma anche dall'altra, qualcuno l'ha anche definito poco edificante come consiglio. Assolutamente, è stato un consiglio antipatico, è stato un consiglio che non dovrebbe trovare posto in un'aula istituzionale, non si arriva a provocare, non si arriva a non portare risposte, visto che l'interrogazione che avevamo proposto era un'interrogazione precisa su una blacklist, tra l'altro appunto su cui appunto mi trovavo all'interno, io che non ho mai offeso, mai utilizzato una parola, una brutta parola come si suol dire, nei confronti del sindaco, quindi insomma doveva dare delle risposte, non le ha date, ha distribuito offese, ha dato dei fascisti ai cittadini, altra cosa cioè, non si può neanche commentare, insomma ecco, creare una bagarre semplicemente perché purtroppo non ha risposte da dare, questo è in fondo la cosa. Grazie a Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città insieme. E questo è quello che ha raccolto Ilaria Marchiori con Giovanni Andrea Martini. Chiudiamo questa pagina sul quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale a Venezia. Torniamo a parlare invece della tragedia di Chiara Iaconis, la giovane padovana morta
uccisa da una statuetta caduta da un balcone a Napoli, lo ricorderete. Anche un consigliere regionale della Campania chiede la verità dopo mesi di indagini. Allora c'è un nuovo appello del papà della giovane ai nostri microfoni. Chi dovrebbe ammettere la propria responsabilità, chi dovrebbe chiedere scusa, ancora non ha fatto questo passo in avanti che da parte nostra e di tutta la famiglia sarebbe ben accetto. Al di là della verità, che sarà una verità processuale, ci aspettiamo e facciamo appelli ripetuti affinché chi effettivamente è coinvolto in qualche maniera in questa vicenda ammetta le sue responsabilità e chieda finalmente scusa per quello che è accaduto. In tutti questi mesi Gianfranco Iaconis, insieme alla moglie Cristina e alla figlia Roberta, non ha mai smesso di chiedere la verità e le risposte che spettano ad un padre e ad una famiglia che hanno perso una figlia in un modo così assurdo per colpa di una statuetta caduta da un terrazzo dei quartieri spagnoli di Napoli. Il 15 aprile saranno 7 mesi da quell'incidente fatale costato la vita a Chiara, trentenne padovana. Le indagini si stanno concludendo, ma nessuno ha ancora ammesso le responsabilità, anzi tutti nel palazzo negano di aver posseduto quella statuetta di onice raffigurante una regina egizia. Negano ogni responsabilità anche la coppia al momento indagata dalla procura partenopea per omicidio colposo, da verificare anche l'ipotesi di omessa vigilanza nei confronti dei 2 figli minori. Mamma Cristina e la sorella Roberta in un video sono tornate a chiedere che il silenzio e l'omertà vengano fermati. Sicuramente in quella casa, in quell'appartamento, c'è la verità che qualcuno vuole tenere nascosta, magari per proteggere chissà chi. Sappiate che noi non ci fermeremo. Il colpevole o i colpevoli, chiunque essi siano, grandi o piccoli, devono, e sottolineo devono, assumersi la loro responsabilità. Chiara ci è stata tolta in maniera assurda e quindi merita giustizia. Vi prego, chissà parli. Papà Gianfranco non si darà pace finché tutte le sue domande sulla morte di Chiara, brillante professionista del mondo della moda che lavorava a Parigi e aveva tanti sogni, non avranno delle risposte. Non pensavamo di dover arrivare a questo punto, perché speravamo che prima o poi arrivassero delle scuse non solo per l'accaduto ma anche per l'omissione di soccorso. Dopo le urla disperate di Livio, voi non vi siete neanche affacciati e non so se ne avete idea o meno, ma Chiara è andata via quando è stata colpita dall'oggetto, visto che non ha più ripreso conoscenza. Noi veramente vi chiediamo di dire la verità e di prendervi le vostre responsabilità. Questo dunque i tanti appelli per Chiara Iaconis. Domani torniamo a Venezia, domani la manifestazione regionale per la sanità pubblica, è un tema molto molto importante e in particolare per la tutela della salute mentale. Anche la salute mentale va curata e tutelata. Per questo sabato mattina, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, la CGIL insieme a Covisap e AIDSAM hanno organizzato una manifestazione con partenza alle 10 dalla stazione di Venezia Santa Lucia. Per sollecitare la Giunta regionale, il Consiglio regionale e tutte le forze politiche del Veneto a un impegno vero e concreto per incrementare il finanziamento del sistema sanitario pubblico e universale. Siamo in presenza da anni di una crescita del disagio psichico e sociale che sta attraversando tutta la società, dalle persone più fragili al mondo degli anziani, all'universo giovanile, e che interessa sempre di più anche la stessa condizione lavorativa. Per cui sabato chiederemo a tutte le forze istituzionali e politiche di un maggiore investimento sulla salute mentale. Vorremmo far rumore, vorremmo dare degna rappresentanza a coloro che soffrono, che sono silenti, e soprattutto rivendicare dei servizi territoriali, finanziamento e personale adeguate ad una patologia che sempre di più
sta aumentando. La prevenzione del disagio psicologico, che coinvolge tutte le età, ma in particolare le fasce di infanzia e adolescenza, va garantita, così come la presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali. La preoccupazione è la riduzione delle risorse allocate alla riabilitazione delle persone con disturbo psichiatrico, nel senso che noi crediamo fortemente nella possibilità che una persona che sia stata colpita da un disturbo psichiatrico possa essere restituita alla società da cui proviene, alla famiglia stessa da cui proviene, riabilitata dal punto di vista funzionale e dal punto di vista anche, come dire, sociale. Questo vuol dire che per noi è essenziale investire in risorse di cura. Prima di andare in pubblicità vediamo il riconoscimento più importante della città di Padova, il sigillo che è stato consegnato all'artista Elio Armano ai Musei Ermitani. Poi pubblicità e poi sarà il momento di Ecovisioni, parleremo delle città e di ripensare le città. Devo dire davanti all'autorità che compiere 80 anni non è un merito. Il problema è come si arriva. C'entra molto la fortuna, ma anche la capacità di far sì che le proprie esperienze non siano solo un fatto privato, ma possano essere messe al servizio di più persone, della comunità. Questa è la lezione della senescenza, della vecchiaia. Dopodiché sulle cose che ho fatto io non parlo oggi, dirò solo grazie. Elio Armano compie oggi 80 anni. L'artista politico e intellettuale padovano è stato premiato con il sigillo della città di Padova dal sindaco Sergio Giordani, protagonista anche di una divertente intervista a due. Io ho detto solo che tu hai dato tanto sia a livello comunità padovana, Cadoneghe, regione, provincia, come figura politica. Sei un artista, anche adesso con le mie sei un artista sotto tutti gli aspetti, per cui Padova ti deve moltissimo sotto tutti gli aspetti, per cui è un onore far sì che il minimo che può fare Padova è riconoscere il sigillo della città. Il riconoscimento è stato conferito insieme all'assessore alla cultura Andrea Colasio nella sala del Romanino ai Musei Ermitani, dove è in corso anche la mostra terrestre che raccoglie alcune delle opere più significative di Armano. Una mostra che lo racconta, è una sorta di antologica, c'è addirittura una sua opera del 1964, L'uomo macchina, che io trovo veramente intelligente perché anticipa Marcuse in un certo qual modo. Armano ha da sempre accompagnato la sua arte all'impegno politico e alla riflessione sulla società moderna, come riassume in una delle sue opere più iconiche, L'uomo macchina, realizzata negli anni 60, dove già indagava sul rapporto dell'uomo con la tecnologia. Sono ancora qua, non è una cosa da poco e ho ancora voglia di fare qualcosa. Rieccoci allora in diretta, è il momento di Ecovisioni, grazie per essere di nuovo con noi. Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, il tema di oggi l'ho anticipato all'inizio della prima edizione, riguarda le città, il futuro delle nostre città, la sostenibilità delle città. Ne avete sentito parlare anche nei servizi precedenti, è emerso anche ovviamente in quel consiglio comunale caotico a Venezia, perché Venezia è sotto i riflettori, ma ovviamente riguarda un po' tutte le città. Allora, per darci una mano in questo percorso di oggi, ringrazio per essere collegata con noi la professoressa Laura Fregolent. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Insegna tecniche e pianificazione urbanistica allo UOF di Venezia e quindi chi meglio di lei ci può aiutare a capire come ripensare le città e come si stanno già anche evidentemente ripensando le città. Ferrazzi, perché è fondamentale quando parliamo di sostenibilità partire proprio dalle città. Beh, certo, non a caso sono l'11° obiettivo all'interno dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite,
la sostenibilità appunto delle città, dei territori. Perché? Beh, perché fondamentalmente ormai il genere umano abita per la maggioranza nelle città. Circa il 70% della popolazione mondiale vive nelle città, in Italia credo siamo sul 50%, sta crescendo anche qui la percentuale, però anche con fenomeni nel nostro paese anche diciamo in controtendenza che aprono a scenari significativi anch'essi. Però certamente le città sono il luogo della produzione, le città sono il luogo dove le persone vivono, le città sono i luoghi che inquinano, per esempio, proprio perché ci sono ormai miliardi di persone che stanno crescendo, poi ci sono città di svariate specie, di svariate dimensioni, ci sono le grandissime megalopoli ormai da decine di milioni di abitanti. Ci sono invece realtà come il Veneto molto più policentriche in cui le città hanno diciamo al massimo 200-300 mila abitanti e con una ramificazione molto più estesa e dunque con una caratterizzazione territoriale del tutto diverso. Però nonostante questo è evidente che quando parliamo di città parliamo del presente della vita della stragrande maggioranza del genere umano e dunque parliamo anche del nostro futuro. Allora, io partirei da un dato fondamentale, ritorniamo a un passaggio che abbiamo già affrontato con Andrea Ferrazzi nel corso del nostro viaggio di Ecovisioni. Partirei dal consumo di suolo. Il dato del Veneto è di un consumo di suolo che deve essere sicuramente cambiato, nonostante ci sia una legge regionale che però trova scarsa applicazione concreta, perché siamo di fronte a una situazione insostenibile. Beh sì, e questo purtroppo chi studia queste cose lo sa da tempo, lo sta dicendo da tempo, l'ISPRA in particolare, che è l'istituto governativo tra l'altro dello Stato per analizzare questi fenomeni, da ormai un sacco di anni racconta che il Veneto insieme alla Lombardia sono le regioni d'Italia a più alto consumo del suolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai i centri abitati hanno superato abbondantemente i loro confini, no? Sono deliranti proprio etimologicamente, e hanno occupato le campagne. Se noi sorvoliamo con l'aereo la Spagna, molte zone della Spagna, piuttosto che della Francia, anche parte della Germania, vediamo che ci sono chilometri e chilometri di aree a boschi oppure a coltivazioni, a non coltivazioni, comunque senza insediamenti urbani. E quando sorvegliamo il Veneto invece è un indistinto costruito. È una città che gli anglosassoni dicono è lo sprawl urbano, cioè si è spaparanzata in tutto il territorio. È una città che ormai il Veneto è una grande città e questo comporta svariate conseguenze molte negative. Professoressa, allora partiamo da qui. Chi come lei studia il presente e il futuro delle città non può che studiare anche il problema del consumo di suolo. Come affrontarlo? Certo, come diceva benissimo Andrea Ferrazzi, ISPRA ci restituisce annualmente un quadro desolante rispetto all'incremento del consumo di suolo. Alcune regioni più di altre, si è citato il Veneto, la Lombardia, la Campania, ma anche Emilia-Romagna e altre non sono molto distanti, no? Da incrementi significativi anche al passaggio da un anno all'altro. Questo diventa un problema perché non è semplicemente una crescita dell'urbanizzato, ma vi è una sottrazione di aree agricole, una perdita di biodiversità, significa impermeabilizzazione per usi e consumi legati a domande diverse, produttive, commerciali, eccetera. Cioè c'è un sistema molto complesso e articolato che entra in tensione rispetto alla crescita dell'urbanizzato, che è fatto di strade, che è fatto di case, che è fatto soprattutto però, questo ce lo dice sempre ISPRA e ce lo dice ARPAV nel caso del Veneto, che è fatto di spazi della logistica. Centri commerciali, spazi della logistica, l'e-commerce e poi il fotovoltaico a terra. Questi sono i due dati, e quindi non c'è solo un tema di consumo, ma anche di tipologia di consumo di suolo che noi dobbiamo affrontare e guardare. Perché quindi i famosi capannoni che sono adesso non i capannoni industriali ma i capannoni della logistica, e poi anche il fotovoltaico a terra, perché noi parliamo sempre della importanza delle energie rinnovabili, però
il fotovoltaico a terra è un problema per tanti. Come si conciliano le due cose? Allora, i capannoni in Veneto ne abbiamo fatti tantissimi, tra l'altro ci sono state anche operazioni di alcuni governi passati che hanno agevolato la costruzione di capannoni al di là del reale bisogno, perché venivano defiscalizzati, quindi erano investimenti al di là dell'attività produttiva e ha fatto molto male il nostro territorio. Gli industriali veneti hanno fatto degli studi molto approfonditi su questo, sono decine di migliaia i capannoni nel nostro territorio, moltissimi dei quali sono non utilizzati. E dal punto di vista proprio dell'energia rinnovabile noi dobbiamo assolutamente andare nella logica del rinnovabile. E perché non utilizziamo esattamente queste metrature che sono in grandissima disponibilità di tutto il nostro Veneto? Certo, c'è un problema di economia di scala, di connettività, di collegamenti eccetera, ma non c'è dubbio alcuno che una delle soluzioni potrebbe essere esattamente questo. D'altro canto la stessa Commissione europea, che poi è diventata anche una legge votata dal Parlamento europeo, stabilisce che le nuove costruzioni devono avere tutti impianti, diciamo, per la produzione di energia rinnovabile, ma spinge tantissimo anche per utilizzare gli spazi pubblici, quelli già costruiti, e anche gli spazi industriali per questa destinazione. Dopodiché, naturalmente, bisogna fare le debite distinzioni. Ci sono delle attività, ci sono degli insediamenti, delle attività nel territorio che sono costruiti e le rimangono per sempre, un certo tipo invece di pannello fotovoltaico è di ogni evidenza che è reversibile, non è irreversibile, e la tecnologia sta consentendo sempre di più un utilizzo intelligente del territorio sia ad uso agricolo che per la produzione di energia. Molti imprenditori agricoli stanno andando in questa direzione. Un mese fa ero a Rimini, dove c'è il più grande salone nazionale sull'energia, non solo rinnovabile, sull'energia, e lì ho visto delle cose spettacolari, cioè pannelli che si possono mettere e togliere in una giornata e che però sono solidi, non sono piantati, sono appoggiati semplicemente. Allora è chiaro che da questo punto di vista la tecnologia può aiutare molto. Professoressa, dunque potrebbe essere una soluzione, restando sul fotovoltaico, il riutilizzo di capannoni non utilizzati? Certo, potrebbe essere una soluzione. Ovviamente la gestione dell'argomento, del tema è molto complessa e molto articolata. Da un lato il bisogno di energia e la domanda crescente di energia anche rispetto a uno stile di vita e di consumo che impone un consumo di energia molto alto, dall'altro però il peso sull'ambiente, sul territorio, sul paesaggio con il quale dobbiamo necessariamente confrontarci, no? A questo servono gli strumenti di pianificazione, a questo servono le politiche, e quindi bisogna lavorare con questa doppia lente, no? Trovando delle soluzioni che siano delle soluzioni non impattanti e che qualifichino, come dire, i servizi che forniamo. Allora, il futuro deve essere quello della rigenerazione urbana. Come si mette in pratica la rigenerazione urbana? Prima domanda. Seconda domanda, la politica ascolta voi tecnici che studiate il problema? Allora, la rigenerazione urbana è una parola che vuol dire tantissime cose, e su questo forse bisognerebbe anche un po' soffermarsi e definirla con maggiore precisione. Sicuramente è la frontiera. Noi non siamo in una condizione nella quale il nuovo costruito deve essere ridotto al minimo. Io posso non dico a zero, perché in alcuni casi serve, se dobbiamo dotare ad esempio dei contesti urbani di servizi. Parlare di consumo di suolo è dal mio punto di vista più scivoloso, ma sicuramente noi dobbiamo andare in quella direzione, dobbiamo riqualificare l'esistente, dobbiamo intervenire su quello che si è costruito per riqualificarlo e rimetterlo in uso. Allora, quello che io vedo nella mia esperienza di ricercatrice, quello che vedo nella mia esperienza di osservatrice anche, è che il nostro mestiere è di studiare e di fornire
se non soluzioni, di porre dei problemi, di aprire delle questioni e di darle anche alla politica, perché la politica le usi, no? Però qui non penso che sia un limite della politica, penso che alcune questioni serva tempo perché entrino nel dibattito, perché siano di dominio pubblico, cioè le questioni della sostenibilità ne parliamo da decenni, non sono questioni nuove, no? Se ne parla dagli anni 70, però sono entrate nel dibattito e sono, come dire, di consumo quotidiano praticamente all'oggi, nell'arco dell'ultimo decennio, no? Quindi ci vuole tempo e ci vuole un cambio culturale anche su alcuni fronti e su alcuni temi. Cambio culturale, Ferrazzi, mi viene in mente per esempio la polemica che si fa quando si parla delle case green. Lei dice che l'Unione Europea insomma, stabilisce dei criteri che sono fondamentali per ripensare al futuro. Faccio l'avvocato del diavolo, costa troppo farmi la casa green, come faccio? È impossibile. Certa politica cavalca questa difficoltà, queste perplessità, dicendo il Green Deal in generale, anche la casa green, cos'è questa cosa che manda in rovina la gente? Beh, è un'altra cosa ancora questa, no? Cioè, non è rigenerazione urbana, ma è costruire in maniera sostenibile. E sì, devo anche dire peraltro che quella direttiva è stata molto poi dibattuta, è stata anche molto modificata, è stata anche molto smussata e alla fine è stata votata per questo. Teniamo in considerazione il fatto che nel nostro paese abbiamo circa 30 milioni di unità abitative. Credo che il 60% siano delle peggiori classi energetiche e quindi noi spendiamo, cioè i cittadini spendono delle loro tasche un extra costo ogni anno di più di 20 miliardi di euro, cioè che è una finanziaria. Quindi ragionare nella logica di creare delle case che siano meno energivore possibile, che si possono autoalimentare dal punto di vista dell'energia, è certamente importantissimo non solo dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista delle tasche dei cittadini. In questa logica però è di ogni evidenza che dobbiamo sostenere questi cittadini, perché non può essere un'imposizione capestro, perché chi ha i soldi se lo può fare e poi ne ha un ritorno economico nel breve periodo, ma ci sono moltissimi cittadini che non hanno la possibilità di investimento iniziale. E allora accanto a questo bisogna assolutamente sviluppare delle politiche di accompagnamento, di sostegno, di aiuto, a partire dai cittadini che ne hanno meno difficoltà, superando anche la logica del super bonus, perché quello è stata una logica, al di là del fatto che non ero d'accordo concettualmente, ma è stato uno spalmare i soldi pubblici a prescindere dal reddito, e quindi noi abbiamo consentito a persone anche molto ricche, perché poi è molto più facile fare un'operazione di questo tipo nelle villette, nelle case unifamiliari piuttosto che nei condomini, abbiamo spalmato una ventina di miliardi di euro di debito pubblico per fare la casa green a chi? Alle persone che già avevano i soldi per farla. Ecco, questo è sbagliato, ma forme invece di incentivazione vanno sicuramente costruite a livello europeo. Perché poi il concetto di base, quello che abbiamo sempre tante volte espresso e che deve entrare nel concetto della gente, è che il passaggio, la transizione costa molto di più non farla che farla, perché poi alla fine, come diceva lei, i costi di case che non sono a livello energetico alto si ripercuotono sulle tasche, quindi il concetto è sempre quello. Professoressa, noi parliamo di una regione dove si costruisce ancora troppo, molto, però paradossalmente c'è crisi abitativa. Perché c'è questo paradosso? Purtroppo, vabbè, questo è un tema che riguarda non solo la regione, il paese, ma riguarda l'Europa, purtroppo. Non possiamo, lo stock abitativo non utilizzato e le persone che sono senza casa, non possiamo fare una crasi e metterle insieme, perché non è così, no? Le case sono vuote per vari motivi, sicuramente si è costruito moltissimo e sicuramente il tema casa è il tema del momento dal mio punto di vista. Su questo ad esempio la Regione Veneto è anche abbastanza impegnata nel trovare delle soluzioni che possono andare nella direzione di aiutare anche a risolvere questa questione. Abbiamo a livello regionale dei contesti molto diversi,
La criticità all'interno delle grandi città è molto diversa rispetto alle criticità che possono avere i piccoli comuni o possono avere le città medie, no? Il grosso del problema si sviluppa nelle grandi città, nelle città metropolitane, questo a livello italiano e questo riguarda anche il Veneto. Qual è il problema generale? Il problema generale è che serve affrontare il problema a casa in maniera diversa. Non possiamo pensare di affrontare il problema a casa con gli strumenti che utilizzavamo fino a qualche decennio fa, perché la domanda è molto articolata, il bisogno di casa è molto articolato, le categorie sono molto diverse, la fascia grigia, la cosiddetta fascia grigia, si è molto allargata. La fascia grigia si compone di coloro che sono troppo ricchi per poter accedere a una casa pubblica e troppo poveri per accedere al mercato, e si compone di figure molto molto diverse, persone che hanno anche 2 o 3 lavori e non riescono ad accedere a una casa sul libero mercato. Allora qui significa che bisogna guardarla bene questa domanda e rispetto a questa domanda trovare delle soluzioni che siano soluzioni articolate, non dico per i singoli, ma per le singole categorie di persone, perché la casa è fondamentale. Prima giustamente Andrea Ferrazzi insisteva sull'importanza delle città e sul ruolo che le città svolgono. Ebbene, la casa blocca la mobilità sociale, perché io se non ho casa non mi sposto, e questa è una delle leve dell'innovazione e della crescita e dello sviluppo dei contesti urbani e territoriali. Quindi lavorare sulla casa è importante da tanti punti di vista, non solo dal punto di vista sociale, della soluzione del problema, dal punto di vista di occuparsi di persone che non hanno i mezzi, ma è anche strategico dal punto di vista economico. Grazie. Noi abbiamo questo paradosso di cui parlava adesso Laura Fregolent. Abbiamo moltissime case sfitte, pubbliche per esempio, in Veneto dell'Ater, ma piuttosto anche in molti comuni. Per esempio a Venezia ci sono migliaia di case anche di comuni e dell'Ater che sono vuote, e quello che è paradossale è che con interventi minimi sui 10.000 euro molti di questi si potrebbero anche sistemare, e contemporaneamente abbiamo un sacco di persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Cioè se uno non ha una casa per vivere è un dramma sociale di grandissima importanza, perché poi è un diritto senza il quale poi non hai una serie di altri diritti, la sicurezza per la tua famiglia e via dicendo. Allora è chiaro che la crisi abitativa oggi c'è, che non è tanto una crisi di numero di alloggi, ma è la possibilità delle persone di avere a disposizione, di accedervi. Cioè non siamo più negli anni 60 in cui c'era il boom economico, il boom demografico, per cui grazie a Dio c'è stato il grande piano Fanfani che ha costruito un grande piano di casa pubblica. Bisogna fare una nuova politica pubblica alla luce della situazione totalmente modificata. Per esempio è interessantissima la città di Vienna. Nella città di Vienna la casa pubblica non è la casa per i meno abbienti, è una casa nella disponibilità di tutti, è una casa alla quale accedono i meno abbienti, ma anche la borghesia, anche persone che hanno molti quattrini, e tra l'altro questo ha consentito a Vienna di essere anche molto più vivibile, perché evita i ghetti, crea quella mescolanza sociale che crea la ricchezza delle società. È chiaro che bisogna avere una visione, una pianificazione nazionale e un coordinamento a livello territoriale, ma non possiamo assolutamente lasciare i cittadini nella condizione di non potersi pagare l'affitto. E in particolare poi questo avviene dove? Nelle città, in particolare le città d'arte, dove c'è un boom di turismo, il cosiddetto overtourism, che caccia i residenti. A proposito di questo, professoressa, lei lavora a Venezia, non so se ci vive anche, ma ecco, lei sa meglio di tutti cos'è l'overtourism ed è un problema di cui si sta parlando. Il Comune cerca di metterci una pezza con il contributo d'accesso. Com'è la situazione? Beh sì, ci vivo, quindi posso parlare anche da cittadina.
L'overtourism, premesso che il turismo è un'economia molto importante e sicuramente un'economia importante anche per questa città, però i numeri sono talmente tali che vederne gli effetti positivi è, diciamo, più difficile. Perché? Perché impatta sul sistema abitativo, stavamo parlando di case, il turismo sottrae residenzialità, è molto più vantaggioso affittare dei turisti che dei residenti. Non è l'unica ragione di una fuoriuscita, diciamo, di popolazione residente della città, ma sicuramente è una delle ragioni. Impatta sul sistema dei trasporti pubblici, impatta sulla congestione, impatta sullo spazio pubblico, sulla fruizione dello spazio pubblico, sull'uso che noi facciamo dello spazio pubblico, per cui è vi è una presenza altissima non solo di persone ma anche di attività legate al turismo, perché ovviamente in una città dove ci sono milioni di persone che arrivano, queste esprimono una domanda. E la domanda si ribalta, ad esempio, su tutto il settore commerciale. Il settore commerciale si trasforma in funzione di una domanda che è di bar, ristoranti, cioè di tutto quello che è il sistema del cosiddetto food, del cosiddetto cibo, no? Allora, questi sono gli effetti dell'overtourism. Sulla casa sono molto, molto importanti e pesanti. Cosa bisogna fare secondo lei? Limitare il flusso, gestire meglio il flusso? Perché quella è la grande poi domanda. Allora, io penso che bisogna fare delle politiche attive e strutturali e quindi bisogna trovare case, mettere case a disposizione. Io sono da sempre contraria al ticket di accesso e non ho cambiato idea in questi anni. Io penso che bisogna lavorare su altre possibili forme di economia, cioè il turismo, lo dicevo prima, è fondamentale, siamo tutti turisti, quindi non possiamo, c'è un'economia importante per la città, però non può essere l'unica. Noi dobbiamo lavorare per far sì che ci siano altre economie, altre fonti di lavoro per questa città, ma per le città in generale, per le città d'arte che sono più colpite, ma in generale. Quindi bisogna fare delle politiche che riportino o che consentano di far vivere qui la gente. Questo è cioè bisogna sì lavorare sul turismo, ma lavorare anche su altro, perché non possiamo lavorare solo e soltanto nella regolazione del flusso. Questo secondo me è limitante, non è solutivo. Grazie. Ma il ticket d'accesso a Venezia, in realtà i dati dimostrano che non ha bloccato l'arrivo dei turisti, è stato fondamentalmente un modo per far cassa al comune, cosa peraltro anche, diciamo, lecita, perché un comune come Venezia, che ha un extra costo rispetto a città normali di svariate decine di milioni all'anno, è anche lecito che per la qualità, la fragilità e l'importanza della città chieda a chi vuole entrare, insomma, un contributo, ma certamente non è uno strumento per la gestione del flusso. Questa è l'evidenza di quello che è successo anche a Venezia nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Sono molto d'accordo con Laura Fregolent. Venezia e in generale città d'arte, ma in particolare Venezia, deve ripensare se stessa all'interno di una pluralità di offerte, perché solo il turismo non va bene, bisogna creare un'attività di artigianato, di ricerca, di formazione, di università che cresce sempre di più. Essere una città attrattiva per tutta una serie di persone che poi portano la ricchezza alla città, perché cosa sta avvenendo? Il costo altissimo della vita di Venezia lo stiamo pagando anche nei servizi pubblici, non si trovano gli insegnanti perché venire a Venezia a vivere è impossibile, non si trovano i medici e quindi vuol dire che nel nostro ospedale abbiamo i problemi, cioè tutte le questioni sono assolutamente interconnesse e allora bisogna porre la questione della residenza al centro dell'attività amministrativa e politica in generale. Le faccio l'ultima domanda, siamo quasi in chiusura. C'è un altro aspetto il volto delle città che cambia, e lo raccontiamo anche nei nostri telegiornali, ma è sempre più evidente, cioè la scomparsa del cosiddetto commercio di vicinato, schiacciato tra la grande distribuzione e il commercio online. È un'altra cicatrice questa.
Sì, anche questo, e il commercio è un elemento centrale nella vita delle città. Il commercio contribuisce a costruire spazio pubblico. Questo è un tema. Il tema della prossimità è un tema molto delicato, e anche qui bisogna costruire delle politiche attive. Prima si parlava di incentivi nei confronti della casa e di chi affitta. Anche qui non credo che la soluzione siano soltanto gli incentivi, però bisogna veramente fare in modo di far sì che le attività di prossimità rimangano, perché centri commerciali, la grande distribuzione, ok, risolve alcune questioni, ma all'interno delle città noi abbiamo bisogno di mantenere in vita un tessuto molto più articolato e molto più ricco. Allora, anche qui bisogna fare delle politiche mirate. Mirate in che senso? Nel senso che bisogna pianificare complessivamente la città, soprattutto bisogna avere un'idea sulla città, bisogna avere un disegno, perché allora se il nostro disegno è i miei cittadini, la residenzialità è il punto centrale di quello che io voglio fare, allora di conseguenza faccio delle scelte, ma non sempre, io credo, al primo posto ci sia questo pensiero, perché se c'è questo pensiero, questo regola le azioni che noi andiamo a fare e anche le scelte. Grazie mille, grazie davvero, insomma è un monito per tutti gli amministratori e per la politica. Grazie professoressa Laura Fregolent, grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Ferrazzi, la prossima settimana parliamo di un tema caldissimo, perché faremo un po' anche un bilancio di una prima settimana di... dazi? Di dazi. Dazi, da ieri tra l'altro, rilanciati in tutto il mondo. Trump sarà felicissimo perché tutto il mondo pende dalle sue labbra. C'è anche questo aspetto in Trump, secondo me. Cioè essere continuamente al centro dell'attenzione, certo. Tutto il mondo che ascolta Abbiamo scoperto che nel mirino dei dazi ci sono anche le isole McDonald dove vivono solo i pinguini. Non so se avremo un pinguino ospite per la sua rabbia, per raccontarci la sua rabbia. Però insomma, purtroppo è un dramma per gli altri, perché le imprese, i lavoratori, le aziende, poi si fa anche presto a dire andiamo a produrre negli Stati Uniti, a parte che è complicatissimo. Dopodiché i lavoratori italiani dove vanno? Cosa fanno? No, perché questo non sta dicendo nessuno. Parleremo di dazi, di economia, di sviluppo, parleremo con Walter Bertin, che è il vicepresidente di Confindustria Veneto Est, che è diventata la seconda Confindustria a livello nazionale, visto l'unificazione territoriale. Parleremo di dazi, tra l'altro Bertin è anche un importante imprenditore che ha anche stabilimenti di produzione in giro per il mondo, quindi sarà molto interessante. Allora, la prossima settimana i dazi nell'obiettivo di Ecovisioni. Grazie ancora a Andrea Ferrazzi. Io vi lascio come sempre al meteo, poi un documentario di musica alle 14:30, The Killer Inside Me, un thriller di Michael Winterbottom con Casey Affleck, quindi il film alle 14:30. Arrivederci.